a tutti, siamo nella zona della fattoria didattica di Parco Giardino Sigurtà e qui davanti a noi c'è Luca, il nostro apicoltore, che si prende cura della nostra arnia. Cosa ci puoi raccontare, Luca? Salve a tutti, intanto sono Campagnari Luca, sono un apicoltore e questa è un'arnia, è una casa di api. All'interno ci sono circa 10.000 api con una peregina. Il servizio di impollinazione che fanno le api è molto importante, in quanto dovete capire che i fiori sono attaccati al terreno, loro non si possono muovere. Per incontrarsi usano questo insetto impollinatore. I fiori producono il nettare apposta per chiamare le api. Il nettare viene prodotto alla base del fiore in modo che l'ape, per andare a succhiare il fiore, debba entrare con tutto il suo corpicino, quindi si va a sporcare di polline. E quindi l'ape, andando a succhiare questo nettare di fiore in fiore, fa il servizio di impollinazione. Le api sono leggermente pelose perché in questo modo il polline riesce ad attaccarsi al loro corpo, andando di fiore in fiore. La grossa differenza tra le api e le vespe è che infatti le api sono pelose e le vespe no, quindi non fanno servizio di impollinazione. Poi le api hanno la proboscide, come gli elefanti diciamo, che serve proprio per succhiare questo nettare. Non hanno la mandibola, quindi non riescono a masticare. Allora, in ogni anna c'è solo una peregina, è l'unica che ha le ovaie e riesce a produrre le uova. Questo perché lei nasce in una cella più grande, quindi nasce dritta, non si atrofizzano le ovaie e ha la possibilità di dare le uova. Invece un'ape normale nasce in una cella un po' più piccola, nasce leggermente curva, ha le ovaie atrofizzate, quindi un po' schiacciate, e non riesce a produrre uova. Allora, le api sono un animale sociale e sono composte principalmente da femmine, in quanto sono le femmine che fanno il lavoro nell'arnia, mentre i maschi servono solo per la riproduzione della regina. I maschi si chiamano fuchi e sono un po' più grandi, non sono in grado di nutrirsi da soli, ma vengono nutriti dalle api. Quindi i maschi vivono solo quando l'arnia necessita, diciamo, di una riproduzione, quindi vivono solo d'estate, primavera e estate, mentre in autunno vengono spinti fuori dall'arnia perché non sono più necessari per il periodo invernale, e loro, essendo spinti fuori dall'arnia, non essendo capaci di nutrirsi, poverini muoiono di fame. Allora, ogni ape all'interno ha un suo compito. E appena nate, il primo compito che gli viene assegnato è quello di pulire la celletta da dove sono uscite, quindi sono delle api spazzine. Poi dopodiché diventano produttrici di pappa reale, che serve per nutrire la peregina e nutrire le larve piccole. Dopodiché cominciano a fare i primi voli e poi diventano bottinatrici, quindi escono dall'arnia e vanno a raccogliere il nettare. L'ultimo stadio diventano delle guardiane, il loro compito sarà quello di difendere l'alveare e quindi sono quelle che più facilmente pungono le api. Vengono allevate perché da loro noi possiamo ricavare il miele, che è una sostanza zuccherina che è molto ricca di sali minerali e vitamine. Dopodiché possiamo ricavare la pappa reale, la secrezione ghiandolare sarebbe il latte delle api, per fare un esempio molto semplice. Serve per nutrire le piccole e soprattutto serve alla peregina, che è l'unica che si nutre solo di pappa reale da quando nasce a quando muore. Per questo motivo la peregina può vivere fino a 5 anni, mentre le api vivono al massimo 45-60 giorni. Dalle api possiamo ricavare il polline dei fiori, che loro raccolgono tramite due sacche che hanno nelle zampe posteriori, e poi un altro prodotto che si ricava dalle api è la propoli, che è un antibiotico naturale che le api utilizzano per disinfettare l'arnia. Il cartello che si trova su quest'arnia permette all'arnia stessa di essere catalogata nel registro nazionale e di essere associata al nostro Luca, che se ne occupa durante tutto l'anno, si prende cura dell'ape regina e di tutto l'alveare. Se volete venire a vedere questo piccolo ma importantissimo mondo naturale, venite alla fattoria didattica del Parco Giardino Sigurtà.